importante che anche la tua terza gamba si riprenda quanto prima, d'accordo? Ok ragazzi, detto questo andiamo avanti perché adesso è arrivato il momento di due personaggi straordinari. Vedo già al mio fianco il buon Mastaniello. Buon pomeriggio Mastaniello. Aspetta un momento, fa battuccia un momento che poi, ma com'è che hai accorciato, voi scusate ogni po', chi? Ma per cortesia Mastaniello, voi siete voi che non tenete fatica, volete farci sempre lo stesso sacco. Ecco, ha ragione Giovaniello. Facciamo una cosa, io vi lascio il microfono, d'accordo? Fate i bravi per favore e non fateci beccare qualche denuncia, Tatta zitta che mi ha provocato. Solo qui Davide, buona che lo sa solo carriera, che l'euro buono. Ma che non mi ha fatto? Fa manca una fatica a casa sua, ieri sera si è messo in tuo garage, ho lavato tutta roba che mi ha la soglia, non ci ha fatto per me. Ma sanima perché io ne smette paura, capi che voi ci scaricate la roba in. Ma breve, ci può prima numero logo, Prima frega, andiamo a bre. Prima voglio fare cosa buona perché la settimana passata non mi ha fatto niente. Ma bre. E lo facciamo sto numero, no? Marzano, ando chiamo Maroni. Non sto a questo. Pronto? Sì. Pronto, Marzano? Sì? Chi è Antonietta, chi è? Sì. Antonio, sono Mastaniello, fravogatore, buonasera. Che? Pronto? Pronto, Antonietta? Sono fravogatore. Ma si fa una interessata che sei? Ma quale fravogatore? Nata volta. Allora, se mi facete parlare vi spiego tutte cose. Mi chiamata, allora, prima di poco, Marzano Antonietta. Sì. Via Faustino. Sì. Volla. Numero 6 vola. Numero 6, allora signore, scusate, che siamo magari stiamo facendo ancora la pennichella in 5 mesi. Sentite, noi stiamo dando la Maronna nell'arca qua, stiamo con cami, stiamo nella volle, scarichiamo stasera, va buono? Ehi. Vabbè. Sentite, ma state dormendo, che è successo? State fatte, signore. Avete caduto che ha capato con polietto, ma non mi capite. Ma chi è caduto con polietto? Ma scusate, vi sto dicendo una cosa, no? Voi non mi dicete niente, ma pare che mi state piano per face. Gesù, aspetta un po'. Pronto? Finalmente. È arrivato un pescetino da casa, io a lei. Ma non mi ha fatti amande insieme, Giovanni. Pensavo. Pronto? Mi si è fatto prima lui, io gli attacco. Staccata proprio, chiamama qualcuno, no, chi se mi è piaciuto però. Ma pare, chiamama qualcuno, no. Ma pure. Dimmelo un po' che succede. De Stefano Mario. De Stefano Mario è occupato, non so lì. Chiama pure. Ma Gabriele, lo conosciamo a fare, ma non prendo lei. Chiama pure. Atta zitto. Non sta per ora, ramano. Sacca. Ma che dai, per tutto qua. Ma che perlomeno ma buffo stomaco. Pronto? Chiamammo Mario De Stefano che lui mi scemo, chiamamolo. Aspetta, sì. Pronto, De Stefano? Sì. Signor, ci sta Mario? Ma chi parla? Mastaniello, fravogatore, buonasera, signor, ma parla con Martino. No, scusi, non sento. Non sentite, signor, spirate per orecchie, come mangiare? Che sa che la sordignola la moglie, ma sentite? Ma chi è? Allora, signor, sono Mastaniello, fravogatore, buonasera. Voglio soltanto già 3 botte, ho speso 100 euro a coppa un cellulare, già dice una volta, buonasera. Ma che volete da mio marito? Noi non abbiamo nessun muratore. Ci capisco anch'io, fravogatore, datene voi, scusate, signor. Che volete? Ecco poi, voi state incazzando tutto quanto, allora. passate già vostro marito, signore, io non volevo parlare con voi, ma che volete da mio marito? Ma perché non ti hai fatto tu? Ma io ci ho parlato con... noi non stiamo facendo nessun lavoro. Io ci ho parlato con vostro marito, lo potete passare, sì o no, signor? Ma chi sei caso? Da voi. Allora, mi chiamo carta e penna prima... ma pure, è Stefano Mario. Ma da dove chiamate? State zitto! Tu siamo fatto un buon cristiano, ma Luca pure tu, ma pure. Ma per dirlo a mio marito! Stai zitta! Ti sta zitto, ma parla sempre che io fa parlare a noi! Vai! Stefano Mario! Via Camillo Capia Carminiello! Torre annunciata! Torre annunciata! Mio marito non c'è, ma non ci sta là! No, non mi capite che non ci sta, ma potremmo parlare un po', no? Ma se non c'è, come parlate? Zitta! Parliamo con voi, ma state facendo spendere un tesoro! Dite! Ma vostro marito ci sta o non ci sta? No, non c'è!
Perché non mi passate? Che stai dietro urmeno? Non stai ciò? Ma non è vero, vi giuro. Sì, ma che lo da fa? Ma perché io dico, quando viene mio marito, voglio dire a telefonate Mastaniello. Brava, poi ci troviamo. Ma vostro dove? Allora, dove? allora, un attimo, vostro marito sta o non ci sta? Non ci sta. E allora perché? Perché? Allora, pigliate carta e penna e facci dove sta masciata, dai. Ma pure. Bravo, dico. Allora, 34 sacchette di giumento. Ed scrivo giumento, signore, pigliate carta e penna. Allora, 34 sacchette di cemento, vai. Poi? La mulazza! Attaccato, lo sapevo! Ma stai attaccato! Chiamamela! Ehi! Chiama pre! Chiamala chi stai! Ma se ne vado a calmare perché così non è arrivata a 80 anni! E come sto così rimanga in 7 e mezzo, Giovanni! Got Talent! Ma ci sfugate la signora, Chiamami Raffaele! Raffaele? Sì. Pronto, buonasera, Raffaele? Sì. Mastaniello, Raffaele, fravogatore, buonasera. Buonasera. Senti una cosa, io stiamo nella Rocca Scarracà, no? Potremmo venire stasera o veniamo rimane a Matei. Fa che? Fa che? È suo fravogatore, scusate, mica viene su cielo. Raffaele! Ehi, ma oggi sì, cominciamo a qua. Allora io sono Mastaniello, fravogatore, sto ordinando la roba, no? E poi non può papà, sono fatte le tue, che tengo apri. Io ti ordino la roba a te. E io tengo 34 sacchetti di cemento coppo qua, me ne paghiamo. Ti do 4 gradi. E come ti permetti, lei? Ma stai chiamala! Chiamala dove? Chiamala! Ma chi si parla voce conosciuta, Giovanni? Ma non lo so! Basta Luca, la roba ci fa una camomilla, poi. Sta gente, non lo so. Ma vogliamo parlare di passione? Sapete che è rimasto di chi su Raffaele non mi è scemi, se sti camion, parlateci con calma, chi lo capisce? Non ti preoccupare. Chi è una poca esaurita, moglie come mette il corno, che va? Ci parla lì, Raffaele. Mi c'era su scuro, no? Stavo vicino a moglie, ma che state dicendo? Chi su scuro, non c'è che te. Ma che state dicendo? Ma tu hai capito pure, piacciamo qualcuno. Ma Giovanni, perché tu stai zitto, fai appiccica cacce? Ma è una gittinina, solo che moglie ero il corno. Ma stava nel nome. No, piacciamo tu. Aspetta, calmiamoci. Allora, sappiamo che la vostra moglie è una bella femmina, no? D'accordo? Sta lì, chi si attaccato? Non c'è mai io segnato. A bocina. Anche buono. I Tappi su Radio Kiss Kiss Napoli.